Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Cosa Nostra l'ho conosciuta leggendo i giornali. Messina Denaro, arrestato un anno fa, rispondeva così agli investigatori. Tra poco ascolteremo le sue parole registrate. Da oggi udienza preliminare a Palermo per la sorella del boss morto a settembre. Balestrate, giovedì l'autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, pestato a morte da un coetaneo. Istituzioni ed esperti si interrogano sulle ragioni della violenza giovanile, su come fermarla. Non convince la proposta della Lega di far intervenire l'esercito. Ferma la macchina organizzativa per Agrigento, capitale della cultura 2025. Nella città dei templi non c'è ancora un cantiere aperto. La stampa nazionale parla già di rischio flop. A Messina, sospiro di sollievo per il comune che potrà assumere 341 nuovi dipendenti. Ora però saranno necessari altri concorsi per nuove assunzioni. Nel catanese è smantellata una banda che svaliggiava gli appartamenti e rivendeva i gioielli. Tra i 9 indagati 2 gioiellieri che rimodellavano i preziosi. Sempre a Catania, negato ai disabili l'accesso con l'auto nei varchi su via Etnea. Al nostro TG Germano Gambino, ingegnere, uno dei cittadini che subisce il divieto, discriminazione inammissibile. Leo Gullotta da stasera allo stabile di Catania con la commedia In ogni vita la pioggia deve cadere. Quando la coppia va in crisi, commenta l'attore catanese, dobbiamo saper reagire. Calciomercato, Catania vicino al colpaccio, Stefano Sturaro è atteso in città in settimana. L'ex Juventus e Genoa porterebbe in dote carisma e personalità al gruppo di Lucarelli. Ben trovati. Un anno fa veniva arrestato a Palermo Matteo Messina Denaro. Sono stati i carabinieri del ROS, su indicazione del procuratore De Lucia, a porre fine alla trentennale latitanza del padrino. Nel servizio di Marco Cullà sentiremo la voce del boss nel suo primo interrogatorio dopo l'arresto. Obiettivo identificato. Lo abbiamo catturato. Come ti chiami? No, l'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. Erano le 8:20 del 16 gennaio 2023, un anno fa, quando davanti alla clinica La Maddalena di Palermo un anonimo signore con gli occhi nascosti da occhiali da sole veniva bloccato dai carabinieri del ROS. Finiva in quel momento la latitanza trentennale di uno dei più pericolosi latitanti del mondo, Matteo Messina Denaro. Bravissimi, bravi. Un anno è passato, Messina Denaro, che si faceva chiamare Andrea Bonafede, è morto a settembre, ma il lavoro degli inquirenti prosegue incessantemente. E ancora caccia ai fiancheggiatori a chi ha protetto il padrino. Una decina le persone a lui vicine sono state arrestate, come la sorella Rosalia, che proprio oggi comparirà in udienza preliminare. Ed ecco la voce di Messina Denaro nel suo primo interrogatorio dopo l'arresto. Lei è Messina Denaro Matteo, nato? 26 aprile del 1962. Dove? A Castelvetrano. Ha dei soprannomi? Mai, me li hanno appropriato da latitante. Non faccio parte di nessuna associazione. E quello che so di Cosa Nostra lo so già di giornale. Fosse sopravvissuto al male che lo ha ucciso, Matteo Messina Denaro era chiamato a scontare numerosissime condanne, tra cui gli ergastoli per le stragi in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le bombe di Firenze, Milano e Roma che insanguinarono l'Italia nel biennio 92-93 e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Si lavora anche per risalire al tesoro nascosto del padrino. Intanto il nome della strada dove il boss viveva a Campobello di Mazara nei prossimi mesi verrà chiamata via 16 gennaio 2023. Un giorno storico per tutto il paese. No all'esercito in strada, occorre intervenire sulla scuola, sulla famiglia e tornare a insegnare ai giovani la convivenza civile. Mentre si attende la convalida dell'arresto del giovane di 20 anni accusato di aver ucciso un coetaneo al culmine di una rissa fuori dalla discoteca di Balestrate, la società siciliana si interroga su questa continua esplosione di violenza giovanile gratuita. Manlio Viola.
L'ho pestato, ma non volevo ucciderlo. La confessione di Andrea Cangemi, ragazzo di 20 anni accusato dell'omicidio del suo coetaneo Francesco Bacchi, al culmine di una rissa fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate, la dice lunga sulla condizione giovanile di questi giorni. La violenza folle, esplosa anche in questo caso, viene percepita come normale dai giovani, come ordinaria affermazione di sé, senza percepire invece i rischi che ne derivano. Adesso è accusato di omicidio involontario, nonostante l'infinito numero di colpi inferti anche al giovane a terra. Le risse che si susseguono da mesi, i 2 omicidi a Palermo e a Balestrate a distanza di un mese, sono tutti elementi di un medesimo allarme che il prefetto di Palermo dice essere figlio di un disagio giovanile dilagante. Da una parte c'è chi invoca l'esercito in strada, ma non è questa la soluzione, secondo l'esperta Maria Rita Parsi, per la quale occorre cambiare registro e impegnare i giovani nel territorio. Sono d'accordo sull'abolizione del servizio militare obbligatorio, ma non sul servizio civile obbligatorio. Io credo che quei momenti fatti in funzione dell'essere per le strade, aiutare, sostenere, controllare, non fare per l'esercito delle guerre, ma fare per l'esercito della civiltà, sarebbe formidabile. 2 anni per tutti i giovani come l'esercito, chiamiamolo della salvezza, ma chiamiamolo della salvezza, sarebbe opportuno. La famiglia ha perso il suo ruolo, ma anche la scuola deve cambiare, deve diventare il fulcro del contrasto a una povertà educativa che non è legata a condizioni economiche o sociali. La scuola è al centro, la scuola deve diventare un centro culturale polivalente, aperto dalla mattina alla sera, con all'interno tutte quelle possibilità che dalla mattina alla sera tu puoi dare ai giovani che stanno insieme ai loro coetanei. Quali sono? Le biblioteche, la mensa, un'equipe antropo-psico-socio-pedagogica che mette in comunicazione la famiglia con la scuola e coglie i segnali di difficoltà dei ragazzi, stabile equipe, collegata al territorio, così che quando si fanno i servizi e si richiedono al territorio c'è già un'informativa. Dunque non repressione, ma prevenzione a partire dagli elementi educativi, oppure da questa deriva non si uscirà. Ancora sulla sicurezza a Palermo, la richiesta dell'esercito da parte della Lega, ne parlavamo poco fa, apre il dibattito politico e divide. C'è chi parla di misura spot. Le interviste di Luca Ciliberti. La proposta dell'invio dell'esercito a Palermo per arginare i numerosi episodi di violenza apre il dibattito politico sulla sicurezza. Ma la richiesta di misure forti, come l'invio dei militari in strada, auspicate tempo addietro anche dal sindaco La Galla, non convince. I livelli di violenza a Palermo suggeriscono certamente un innalzamento dell'attenzione, ma non credo che vada militarizzata la città. È, a mio parere, un segno di debolezza della politica. È chiaro che il controllo del territorio è importantissimo, ma ci sono risorse assolutamente interne, come può essere il rafforzamento della polizia municipale, per esempio, o anche la sinergia con il terzo settore, con i volontari, con la società civile stessa. Occorre sicuramente una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine a realtà con le quali prima non ci confrontavamo, e mi riferisco soprattutto alla violenza giovanile, che ha purtroppo come teatro spesso i luoghi di aggregazione giovanile come le discoteche, che è un fenomeno non soltanto palermitano, non soltanto siciliano, ma che purtroppo dopo gli anni della pandemia abbiamo visto dilagare in tutta Italia. Questo governo nazionale ma anche regionale toglie alla Sicilia, toglie in generale al sud e poi chiaramente i risultati sono questi e allora si invoca l'esercito come una soluzione esterna che non fa altro che manifestare una mancanza di idee, di visione e di appunto una visione pedagogica che le istituzioni dovrebbero avere e che invece di fatto hanno perso completamente. La terza corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo Rosario Palermo per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne figlia della compagna scomparsa il 4 giugno del 2012 ad Acireale. Secondo l'accusa il delitto sarebbe stato commesso per evitare che si scoprisse che la giovane, con la quale l'assassino avrebbe avuto una relazione segreta, era rimasta incinta. Nel 2025 Agrigento sarà capitale italiana della cultura, la macchina organizzativa però è ancora ferma.
in atto non c'è nessun cantiere per le opere pubbliche, con la stampa nazionale parla di rischio flop, ritardi, polemiche, confusione che avrebbero indotto la regione siciliana a ridimensionare il contributo promesso subito dopo la designazione. Davide Sardo. Tra un anno saranno trascorsi solo 16 giorni dal 1 gennaio 2025, giorno dell'avvento di Agrigento, capitale italiana della cultura. Come appare evidente, ancora si brancola nel buio e il rischio flop, paventato anche dal Sole 24 Ore e da Repubblica, non è da molti ritenuto infondato. Da marzo scorso, da quando Agrigento è stata proclamata capitale 2025, i mesi si sono susseguiti inesorabilmente, ma di atti concreti e costruttivi vi sono poche tracce, se non nessuna. Ad esempio, nessun cantiere per le opere pubbliche. Da marzo sono stati necessari 8 mesi per il voto del Consiglio Comunale sullo statuto della Fondazione, che dovrà gestire tutte le iniziative con alcune modifiche rispetto al progetto originario. La Fondazione Nemo, che ha stilato il progetto che poi ha vinto, è stata esclusa dai soci fondatori, così come è stata tagliata la voce che avrebbe previsto la nomina di Roberto Albergoni, il tecnico che ha redatto il dossier, a direttore generale della Fondazione. Un'altra grana da risolvere è legata ai voti del Comune di Lampedusa e del Consorzio Universitario Empedocle, entrambi soci fondatori che devono ancora approvare lo statuto. Ritardi, polemiche e confusione che avrebbero indotto la regione siciliana, attraverso l'ARS, a dimezzare il contributo per Agrigento, capitale della cultura italiana, che sarà 5 milioni di euro e non più di 10 milioni, così come promesso poco dopo la proclamazione. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, si dichiara ottimista e prova a superare i ritardi autoapprovandosi lo statuto in seno al consorzio universitario. È infatti convocata lo stesso Miccichè per il prossimo 18 gennaio l'assemblea dei soci del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento e la Camera di Commercio, con unico punto all'ordine del giorno l'approvazione dello statuto della Fondazione di Partecipazione Agrigento 2025. A Messina, sospiro di sollievo per il comune che potrà assumere 341 nuovi dipendenti. Ora però saranno necessari altri concorsi per nuove assunzioni. Francesco Triolo. La programmazione c'era e lo sapevamo. Oggi abbiamo tutte le carte in regola per cambiare davvero il volto di un comune che ha fatto tanto. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno ha dato l'ok ufficiale per le assunzioni al comune di Messina. Dal 1 febbraio Palazzo Zanca potrà quindi mettere in servizio i primi 341 vincitori di concorso che andranno a potenziare gli uffici amministrativi, dove oggi su 1500 dipendenti previsti alla pianta organica solo 970 sono in servizio. È chiaro che immettere nuova forza lavoro vuol dire sicuramente ringiovanire non solo anagraficamente ma anche strutturalmente il palazzo. È una stagione nuova, i cicli iniziano e finiscono, si apre sicuramente un nuovo ciclo perché il palazzo municipale oggi ha 970 dipendenti ed effettivamente è veramente complicato portare avanti i risultati che, devo dire, la città sta vedendo. Ma non solo, con il via libera del Ministero saranno stabilizzati anche 39 vigili urbani ed a proposito di viabilità sarà possibile espletare un nuovo concorso che nel 2024 porterà ulteriori 100 agenti di polizia municipale nelle strade cittadine. Sì, era già previsto, lavoreremo sicuramente su oltre 100 unità per quanto riguarda i vigili urbani, ci vuole presenza sul territorio, ce ne vuole tanta e quindi sono convinto che anche questo tassello migliorerà tutto quello che stiamo facendo. Hanno dato fuoco a cumuli di rifiuti speciali su un terreno di loro proprietà. Pericolo diossina scampato a Gela, dove la Capitaneria ha sorpreso personale di una società di trasporti di materiale da discarica bruciare gli scarti. Sequestrato il terreno, denunciato il titolare della società. Gerry Italia. Bruciavano rifiuti speciali all'interno del perimetro della loro azienda senza preoccuparsi del danno ambientale, ma sono stati scoperti da un blitz dei militari della Capitaneria di Porto di Gela che li hanno sorpresi nell'atto di dar fuoco a uno dei cumuli. È successo in Contrada Zai, lungo la strada provinciale che da Gela porta a Butera, già tristemente nota per essere teatro di diversi abbandoni illeciti di rifiuti. Stavolta però non si tratta di trazzere isolate, ma del piazzale di una nota ditta locale in cui, secondo quanto scoperto dai militari, venivano smaltiti irregolarmente i rifiuti dell'impresa. Nei
giorni scorsi, durante uno dei controlli sul territorio, una pattuglia del nucleo operativo di polizia ambientale in forza al comando della Capitaneria di Porto di Gela ha avvistato 2 grosse colonne di fumo bianco provenire dal recinto di una delle ditte della zona. A quel punto i militari hanno prima verificato quanto stesse accadendo al di là del muro e poi fatto irruzione, sorprendendo un operaio che si accingeva a dare fuoco a uno dei tanti cumuli di rifiuti speciali derivanti dall'attività d'impresa già precedentemente accatastati direttamente a contatto con il terreno. L'intervento dei militari ha scongiurato il pericolo di diffusione di fumi tossici nell'ambiente. Tra i rifiuti, infatti, c'era anche diverso materiale di plastica industriale che, bruciato, sprigiona diossina nell'aria. Le aree in questione, per un'estensione di circa 1500 metri quadri, sono state poste sotto sequestro preventivo e al titolare della società è stato contestato il reato di combustione illecita di rifiuti speciali, che prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni. Il trasgressore dovrà adesso provvedere al ripristino ambientale della zona, seguendo le procedure di bonifica e smaltimento ai sensi di legge. Quella dei giorni scorsi è l'ennesima attività repressiva della Capitaneria di Porto di Gela nell'ambito dei reati che riguardano le tematiche ambientali su tutto il territorio di propria giurisdizione. Nel catanese è smantellata una banda che svaligiava appartamenti e riciclava i preziosi. 9 le persone indagate, fra cui 2 gioiellieri che ripulivano anelli e monili di valore per non renderli riconoscibili. Tonino De Mana. Una banda specializzata dove ognuno aveva il suo compito, chi pianificava i furti in appartamento, chi si arrampicava sulle grondaie e rubava e chi ripuliva i preziosi da pietre di valore ed inserti per non renderli riconoscibili. Sono 9 in tutto le persone indagate nell'operazione Gioiello che ha consentito ai carabinieri di Catania di smantellare un'organizzazione specializzata in furti in abitazione. 12 gli episodi contestati per un bottino di 120.000 euro con diverse località prese di mira: Catania, San Giovanni da Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo e Sant'Agata di Battiati. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Il provvedimento restrittivo prevede il carcere per 5 persone. Tra gli arrestati Carmelo Passalacqua, 37 anni, ritenuto il leader della banda che si avvaleva della preziosa collaborazione di Vincenzo e Grazia Salamone, titolari di una gioielleria di Viale Mario Rapisardi. Questi ultimi, secondo gli inquirenti, ricevevano gli oggetti rubati ed una volta accertata l'autenticità dell'oro procedevano al peso e al conseguente pagamento in contante in favore degli autori dei furti. A dare l'input agli investigatori è stata la segnalazione di una donna che aveva notato i malviventi mentre cercavano di introdursi in un'abitazione di San Giovanni la Punta. Fondamentale, in quanto la prima tessera del domino è sicuramente il senso civico che ha portato tutti i cittadini, i vicini di casa, anche i semplici quindi testimoni, a poter dare agli inquirenti quegli elementi se ben superficiali, comunque estremamente utili se ben valorizzati per far sì che le indagini potessero arrivare a questo punto. Parte della refurtiva è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari. È un giallo, la morte di Fauzia Islam, la studentessa 17enne di origine bengalese residente a Palermo, scomparsa martedì scorso, il cui corpo è stato recuperato in mare a 17 chilometri dalla costa. I suoi effetti personali, un giubbotto, lo zaino, erano stati trovati in precedenza sugli scogli del quartiere Vergine Maria. La giovane, che frequentava il liceo linguistico Cassarà, si sarebbe suicidata. Infatti la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. E qui cominciano i dubbi. Smentita l'ipotesi iniziale che la giovane si sia tolta la vita per sottrarsi a un matrimonio combinato imposto dalla famiglia, a quanto risulta Fauzia prima di morire ha scritto alcuni oscuri messaggi su WhatsApp. Ucciditi o bevi il caffè. Io ho smesso di bere il caffè. E anche pensaci 2 volte prima che sia troppo tardi. Gli investigatori sono al lavoro per decifrare questi messaggi. Negato l'accesso con l'auto nei varchi su via Etnea a Catania per chi ha una disabilità. Al nostro TG Germano Gambino. Non ci devono essere discriminazioni per chi è invalido. Giusy Lazzara. Non si arrende, determinato Germano Gambino, 46 anni, ingegnere informatico, da mesi continua a chiedere al comune di Catania che venga rilasciato il pass per poter accedere con l'auto nei varchi su via Etnea.
La differenziazione tra le tipologie di disabili è assolutamente discriminatorio e privo anche di fondamento giuridico. Le caratteristiche, chiamiamo caratteristiche della macchina che posso guidare, però siccome non fa parte di quelle modifiche di modifiche strutturali e architettonici della macchina, quali comandi sullo sterzo, per l'accelerazione, per ruotare insomma lo sterzo, per loro non fa parte di una categoria di disabili di cui possono avere accesso su tale zone. Lo sa bene cosa vuol dire essere disabile. Nel 2012 gli viene diagnosticata la gonartrosi, patologia cronica con lesioni degenerative della cartilagine articolare che provocano progressivamente dolore e fratture. Poi si aggiungono problemi cardiaci. La sua vita cambia. Da sempre impegnato nel volontariato, racconta Gambino, è passato dall'altra parte e comincia a lottare per affermare un suo diritto. Per fortuna ho tutte e due le gambe attaccate al busto e nel caso in cui mi mancasse la gamba sinistra, per loro lo stesso, visto che sono cambio automatico, non merito di entrare in quell'accesso, che tra l'altro in quell'accesso non si va solo per prendersi qualcosa da mangiare o per guardare le vetrine. Lì ci sono, vi ricordo, tanti uffici comunali, ci sono tanti uffici universitari. Le difficoltà si aggiungono anche per l'accesso nelle zone a traffico limitato nelle aree pedonali urbane, spesso occupate dalle auto nonostante i posti riservati. Leo Gullotta e Fabio Grossi inaugurano stasera a Catania la stagione della Sala Futura del Teatro Stabile con la commedia In ogni vita la pioggia deve cadere, che mette in scena la storia di una coppia che entra in crisi. Quando ci sono problemi non siamo mai preparati ad affrontarli, ma lo si deve saper fare, dice l'amatissimo attore catanese Eva Spampinato. Leo Gullotta, In ogni vita la pioggia deve cadere, è la traduzione italiana di una famosa canzone di Ella Fitzgerald, ma è anche una metafora. C'è una nascita e una conclusione. Dentro a questa linea c'è un modo di far pensare, di far riprendere la vita al pubblico. La pièce, scritta e diretta da Fabio Grossi, compagno di vita e di scena di Leo Gullotta, apre stasera la stagione della Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, in replica fino a domenica 21 gennaio. Essendo nato in questo teatro storico 61 anni fa, dovevo dare. Racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Non importa che sia famiglia arcobaleno o famiglia tradizionale. La commedia parla d'amore, di umanità, di verità, di condivisione e di cosa accade quando arriva la pioggia e stravolge tutto. La pioggia non sono solo i problemi, la pioggia è anche la chiusura di un iter di vita. E questo è il tema che poi lascia lo spettatore con il fazzolettino a quel punto in mano. È sbagliato fermarsi, è sbagliato non accettare il percorso della vita nella sua conclusione, la vita rimane comunque sempre meravigliosa. Ma qual è il segreto per una coppia longeva? Non la solitudine, non il possesso, questa malattia, ahimè purtroppo, dei nostri giorni, il femminicidio. Noi maschietti dovremmo stare molto molto vicino alle donne su questo tema e non soltanto. È problema nostro, è problema di tutti, è il rispetto della vita prima di ogni cosa e della persona. Sacrosante queste parole, è grande. Tra poco il calcio, facciamo una breve pausa, poi il Catania vicino al colpaccio di mercato di gennaio. In settimana è atteso in città Stefano Sturaro, ex Juventus, ex Genoa. State con noi. Di nuovo insieme, il calciomercato del Catania potrebbe registrare un colpaccio all'arrivo di Stefano Sturaro, l'ex Juventus e Genoa. Sarebbe un rinforzo importante in termini anche di carisma, personalità per Lucarelli. Francesco Triolo. Il giro di boa del calciomercato di gennaio mette in canna al Catania il colpo grosso della sessione invernale. La società è a un passo da chiudere la trattativa che porterebbe in rossazzurro Stefano Sturaro, l'ex centrocampista della Juve del Genoa, che ha giocato nella prima parte della stagione con il Karagümrük, e proprio dalla società turca proprietaria del cartellino Sturaro sta cercando adesso di liberarsi dopo che il suo entourage ha raggiunto l'accordo con il Catania.
ci sono serie possibilità di vedere Sturaro già giovedì atterrare all'aeroporto di Fontanarossa e mettersi a disposizione di Cristiano Lucarelli. Un Lucarelli che si sta coccolando per adesso i suoi giocatori, quelli che sul campo hanno dato le risposte che il tecnico chiedeva, a cominciare da Di Carmine, che anche lui può essere considerato un nuovo acquisto. Ma è tutto il gruppo adesso a respirare aria nuova, come ha sottolineato Zanellato ieri, ospite a Corner. Perciò è tutta una questione appunto di continuità e sicuramente fare 4 gol contro qualsiasi squadra è difficile, cioè quindi quello che dici tu è giusto e mi trovi concorde. E l'equilibrio l'abbiamo trovato, altrimenti non avremmo potuto fare una prestazione di questo tipo. Sul fronte mercato sta agendo anche il Messina, che sta viaggiando sull'entusiasmo creato dopo la vittoria di Caserta. L'arrivo di Zona e Piana, 2 under, sarà seguito da altri 2 giovani in questa settimana. Per Riover invece occorrerà attendere l'ultima parte del mercato. Salendo di categoria invece il Palermo sta lavorando su 3 pedine, una sarà Ranocchia dell'Empoli, per il quale manca solo l'ufficialità, ma dovrebbe essere disponibile già per la gara col Modena. È incredibile, a Palermo si ammazzano i ragazzi davanti alle discoteche, la Lega chiede l'intervento dell'esercito suscitando le reazioni che abbiamo appena sentito e il Consiglio Comunale del capoluogo prima non si riunisce per mancanza del numero legale e poi decide di occuparsi di altro. Tutto tranne che l'ormai famoso regolamento della Movida, che deve essere appunto sottoposto anche al parere tra l'altro del prefetto e del capo dei vigili, quindi ci vorrà ancora tempo. È da Natale che i commercianti, chi abita in centro, la città intera, sotto shock dopo il susseguirsi di fatti gravissimi, aspettano assistendo a sedute a vuoto, polemiche tra gli stessi esponenti della maggioranza e persino il capogruppo, ricorderete, di Fratelli d'Italia saltare sul banco della presidenza. È una sciocchezza chiamare in causa per le violenze diffuse il Consiglio Comunale, ha detto il sindaco Lagalla, che forse non considera importante la lettera del comitato Palermo Vivibile con 250 firme e l'adesione delle associazioni di categoria. Chiedono regole certe, a cominciare ad avere i propri turni per consentire la diffusione della musica dentro e fuori i locali, a seconda delle zone e dei giorni, oltre naturalmente al divieto di nuove licenze per discoteche in centro e a limiti più rigorosi per la vendita di alcolici. Tutti punti previsti dal nuovo regolamento comunale che, se va bene, sarà discusso a fine mese. Chi ha paura delle movide violente e chi teme nuovi guai per le risse furibonde tra i giovani può attendere. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna stasera alle 20, grazie e buon pomeriggio.